Buongiorno a tutti e benvenuti all'odierno appuntamento di Io resto a casa Shakespeare. E anche oggi della pagina Facebook di Casa Shakespeare ci entriamo in relazione attraverso questo strumento che è lo streaming dal vivo. Siamo qui e ora, come si dice in teatro, per raccontarvi una storia, che è poi il compito degli attori. La storia in questione non è la storia del teatro in assoluto, bensì eccoci qui, adesso ci siamo. Scusate, problemi di audio, ma risolvibili, anche perché siamo ovviamente, come tutti i giorni, direttamente dal vivo per raccontarvi una storia. La storia in questione non è la storia di... ma accidenti, ci sono... Oggi incontriamo dei problemi. Scusate un momento. Tranquilli ragazzi, eccoci qua. Allora, ci risiamo. Io ci riprovo, scusatemi, ho qualche problema tecnico. Prova, ci siamo. Ci siamo, ok. Scusatemi, ho avuto un momento in cui non capivo se ero presente, se ero assente. È un inizio un po' in salita oggi per essere con voi con questo strumento, lo strumento dello streaming dal vivo. Casa Shakespeare è lieta di invitarvi a restare con noi per il quinto appuntamento di Io resto a casa Shakespeare fase 2. Andremo a raccontare la storia dell'Otello. Lo facciamo in maniera molto particolare, ma come sempre non sono io a raccontarvi la storia, bensì le persone che ho il piacere di avere al mio fianco. E quindi, ladies and gentlemen, vi presento, eccoli qui che arrivano. Buongiorno Patrick, buongiorno Giorgia, da buon cavaliere un uomo. Buongiorno. Ciao Giorgia, benvenuta. Ciao a tutti. Ciao Patrick, benvenuto. Hola. Hola. Hola, che tal? Va bene, dai, sono riuscito a incasinarmi la vita io da solo, ho fatto tutto con le mie mani all'inizio, ma d'altronde anche perché, diciamolo, stiamo raccontando qualcosa che stiamo raccontando di qualcuno che si va a fare del male quasi da solo, giusto? Esatto, e quelli siamo noi. Esatto, noi siamo quello che vediamo di fronte a noi, quello che accade fuori non è altro che la nostra finestra, quello che ci dicono e a cui noi crediamo non è altro quello di cui siamo già convinti. Infatti anche in questa storia c'è una sorta di autoconvinzione, vero, di colpevolezza di qualcun altro, di tradimenti, eccetera, eccetera. Benvenuti nella triste e offuscata storia di Othello the Moor of Venice, storia che William Shakespeare, tragedia anzi che William Shakespeare ha scritto a cavallo tra la fine e l'inizio del fine 500 e inizio 600, ma che trae spunto da Patrick, forse ce lo può dire? Sì, trae spunto da Giraldi Cinzio, che era un grande novellista italiano, e la versione del Moro di Venezia, Otello il Moro di Venezia, è stata pubblicata per la prima volta nel 1565. E la storia è praticamente identica, i personaggi, ma non era la prima volta comunque che Shakespeare si ispirava a autori italiani, ma un Otello è molto evidente, molto italiano. Ascolta Giorgia, ci vuoi raccontare un po' la trama? Anche perché, come al solito, il nostro esperimento è quello di mettere assieme la parte recitata, quindi un dialogo tra attori che sono in luoghi differenti, anche se oggi c'è una piccola precisazione da fare. Questa volta negli artisti di Casa Shakespeare non ho coinvolto due attori, bensì una attrice e un autore musicista, compositore che si presta al ruolo di attore. Come mai ti sei prestato al ruolo di attore?
Perché l'abbiamo un po' obbligato, no? Non è che potevo sempre recitare da sola, insomma. Esatto. Patrick, hai un bel coraggio a metterti di fronte alla telecamera e a raccontarci cosa succede, e proprio per questo invece ti vado ad oscurare, ma vorrei lasciare spazio alla nostra Giorgia per raccontarci la trama di Otello. Sì, volevo fare un brevissimo riassunto di quello che è la trama dell'Otello, che spero tutti conosciamo. Noi sappiamo che Otello era un condottiero di guerra, era il comandante dell'esercito veneziano e viene spedito a Cipro per combattere contro i turchi. Però prima di essere spedito a Cipro giura amore eterno a Desdemona e Desdemona riesce a convincere suo padre, il doge, a seguire Otello nella sua spedizione. E quindi noi sappiamo che arrivano insieme, vanno insieme verso Cipro. Cosa succede? Che prima di arrivare a Cipro, le truppe turche per una tempesta cadono fortunatamente, tutte le navi sono naufragate e quindi in realtà la nostra vicenda sì, si svolge a Cipro, ma non sarà una vicenda bellica, non si parla di guerra, non si parla di armi, ma si parla più di relazioni fra i nostri personaggi principali, che sappiamo sono Otello, Desdemona, Iago e Cassio, e tutte le varie relazioni intrinseche che si svilupperanno fra questi personaggi che abbiamo, perché c'è l'amore fra appunto Otello e Desdemona che viene messo in dubbio da Iago, perché Iago ha tutte delle sue credenze, comunque il suo obiettivo è l'ascesa proprio diciamo sociale, quindi cercare di essere il più vicino ad Otello possibile. Lui doveva essere il suo luogotenente, ma il ruolo non viene dato a lui, ma viene dato a Cassio. Questa cosa gli dà molto fastidio, allora ingelosito inizia a manipolare un po' tutti quanti in modo tale che poi la storia conduca a quello che vuole lui. Però non posso raccontarvela tutta io. No, direi proprio di no, anche perché mi piace ricordare una cosa, anzi comunicare una cosa, che io e il signore qui alla mia sinistra, perché abbiamo lavorato sull'Otello ben 20 anni fa. La prima regia che ho scelto di fare da solo è stato l'Otello. Ho chiesto a Patrick di seguirmi e di fare anche le musiche di quella splendida diciamo messa in scena. Parliamo di 20 anni fa, ero proprio agli albori della mia carriera, della mia attività professionale, e con Patrick c'era un'amicizia fin dall'infanzia, insomma, era già pluriventennale, era ventennale. Quanti anni avevamo? Sì, circa, va bene, 2000, ok. E abbiamo, sì, eri sicuramente troppo piccola. Era ai Filippini, Teatro Filippini. Abbiamo fatto un'anteprima al Teatro Filippini, poi la compagnia era la compagnia Tabula Rasa, che appunto mi ha concesso di lavorare sulla regia, e poi l'abbiamo messo in scena nei cortili. Ed è stato il primo lavoro sull'Otello, sul personaggio di Iago, sui significati che poi sono molteplici. Iago è un personaggio straordinario, l'Otello è un testo straordinario perché nella sua semplicità, e grazie Giorgia di averlo raccontato in maniera così esemplare, permette degli approfondimenti incredibili. È come avere una struttura molto forte, e su questa struttura, su questi binari, possiamo far volare davvero l'interpretazione e i significati che si riescono a dare con l'interpretazione appunto, ma anche con la regia. Patrick, tu accennavi prima che il testo è nato cioè Shakespeare l'ha copiato sostanzialmente, e mi piace ricordare che nella trama segue in maniera quasi esemplare, quasi appunto fosse uno scolaretto, la trama di uno spettacolo di commedia dell'arte. C'è il Capitan Fracassa, c'è il Capitan Spaventa, chiamatelo come volete, c'è
le figure della commedia dell'arte, c'è Iago che un po' può diventare una specie di Arlecchino, molto cattivo, molto evoluto, ma questa vicinanza tra il personaggio di Arlecchino e il personaggio di Iago, che ricordiamo appunto, come hai detto tu Giorgia, doveva essere l'alfiere, che poi non è stato, insomma è un importante accostamento. Adesso non voglio dilungarmi troppo, anche perché i contenuti dell'Otello sono davvero molto numerosi. Mi piace però ricordare, concedetemi anche questo, l'Otello è stato il primo spettacolo del progetto Shakespeare in Veneto, che Casa Shakespeare ha messo in scena in inglese. L'abbiamo fatto a Venezia, al Casagredo Palace Hotel, per tutto l'anno 2016, anno del 400° shakespeariano, e gli interpreti erano Giulia Bisinella nel ruolo di Desdemona, il sottoscritto nel ruolo di Iago, Giuseppe Savio nel ruolo di Otello e Francesco Martucci nel ruolo di Cassio. Un testo poi in cui la mano importante di Andrea De Manicor aveva creato un Cassio fuori scena che conduceva nel percorso complessivo. Insomma, è un testo, tutto questo per dire che adesso ascolterò volentieri il cosa avete elaborato, perché non è la semplice riproduzione, mi pare di capire, di un dialogo dell'Otello, ma è un'elaborazione. Però ecco, ci tenevo a dire che è un testo a cui sono fortemente legato e che mi piace continuare a studiare. Allora, a questo punto, chi di voi vuole raccontarmi cosa andrete a fare? Io ti lascio la parola, Patrick. Che dici? Ok, allora, prima di tutto, sono un attore, mi vergogno tantissimo, ma mi piace rischiare, sono uno stuntman, mi piace buttarmi dalle finestre, fare incidenti d'auto, mi piace, dunque faccio anche questa cosa. Però, non essendo un attore, era impossibile per me anche solo leggere il testo shakespeariano, soprattutto in inglese. L'idea era di farlo in inglese. Tra l'altro la scena quinta la scena 2 dell'atto quinto, che è quella in cui Otello, Desdemona lo sta aspettando a letto e lui gli sta dicendo che sta per ucciderla e poi lo uccide. Mi è venuto in mente però, andando da tutt'altra parte, Howard Hawks, che è un grandissimo regista hollywoodiano, classico, di 40, e come gestiva i personaggi. E ci è venuta l'idea, poi parlando con Giorgio, di dire, facciamo finta che tutto questo si svolge nel 1943-44, magari a Los Angeles, magari come nei film di Hawks di quel periodo, come in Acque del Sud o Il Grande Sonno, che sono vogliamo grandi... ricordare un attimo, Patrick, questo regista, in che Hollywood si muoveva? Lui si muoveva nella Hollywood ancora classica, quella fine anni 30, primi anni 40, ma poi è andato avanti fino agli anni 60. È il più versatile di tutti i registi, perché lui ha lavorato con tutti i generi cinematografici, commedie drammatiche, western, film di guerra. Ha persino fatto uno dei primi film di fantascienza, anche se non a nome suo, ha messo il nome del suo direttore della fotografia, che era La cosa di un altro mondo. E ha fatto tutto, ha fatto commedie musicali, ha diretto tutti, da John Wayne a Marilyn Monroe, cioè tutti. E aveva questa particolarità, era uno di quei grandi registi, un periodo in cui questi registi facevano 3 o 4 film all'anno, non ci impiegavano 6 anni per fare un film, e quei film avevano dei capolavori quasi tutti. Questi film, lui aveva anche inventato una coppia cinematografica che forse è una delle più divertenti, che era la coppia tra Bogart e Bacall, Humphrey Bogart e Lauren Bacall, che poi Bogart faceva Bogart, era il suo personaggio. Tanto Bogart veniva dal teatro, ha fatto più teatro che cinema. Lauren Bacall invece era se stessa, perché era molto giovane, ma aveva questo personaggio che poi dopo Hawks ha continuato a
a far andare avanti con tutti gli altri suoi personaggi femminili, e che è incredibile. Uno dovrebbe rivedersi questi film che hanno 70 anni e vede che il femminismo lo ha inventato Howard Hawks, perché le donne hawksiane sono intelligenti, ironiche, non se la fanno, come dire, tengono testa a qualunque situazione. Bisogna vederli questi film, perché anche adesso possono sembrare avanti, e questo allora, mi piace. Allora, se dovessi, scusa, no, chiudendo il discorso hollywoodiano, che film suggeriresti tu con questa coppia? Ce ne sono almeno, Acque del Sud, che tu Arnaut, che è praticamente pensate un po', Acque del Sud è tratto da un romanzo di Ernest Hemingway con la sceneggiatura di William Faulkner. Pensa a te. E anche, mentre un altro film che raccomando, che è The Big Sleep, Il grande sonno, è sempre di Hawks, anche lì un grandissimo romanzo di Raymond Chandler, e anche lì la sceneggiatura di William Faulkner. Stiamo parlando di cose che non sono più ripetibili. Attenzione, queste cose sono successe ma non sono ripetibili. Stiamo parlando di nomi giganteschi, di Faulkner, Hemingway, Chandler. Stiamo scherzando. Siamo tra i più grandi autori del XX secolo. E allora, quelli, guarda, grazie intanto del riferimento. Adesso, approfittando di tutto questo tempo che abbiamo per stare in casa, andremo sicuramente a conoscere la possibilità la messa in scena cinematografica di questo grande regista, e prendendo spunto da quello, quindi cosa diventa il nostro... Intanto, scusami, io ogni tanto devo pubblicare i commenti di André De Manicor, e tu in effetti, Patrick, sembri Humphrey, e la Giorgia sta fra Gilda, Lana Turner e Ava. Poi ogni volta ci stupisce con la sua competenza. Lauren Bacall è stata una delle più grandi attrici del secolo scorso, e chiude dicendo: il grande sonno, ma vogliamo mettere il mistero del falco? Ecco, quindi ci sono... Esatto. Io ne approfitto sempre per salutare gli amici che sono con noi. Grazie Paolo, il tuo messaggio mi ha permesso di capire che c'era qualche problema, mentre invece, ecco, la salvatrice Licia si dice: no, io ci sento bene, e addirittura vi saluta. Ciao Giorgia e Patrick, lo stesso fa Marta Benini con anche un emoticon. Buonasera Massimo, grazie di essere con noi. E allora noi, scusate, ho fatto un piccolo excursus, ieri li ho tenuti per la fine, ma insomma diventava simpatico questa... sì, guarda che hai acceso Andrea De Manicor, perché adesso sta citando Rapina a mano armata di Stanley Kubrick, e avanti così. Esatto, adesso basta Andrea. Grazie Girard, l'ultimo suo commento. Torniamo noi. Cosa ci fate vedere? Cosa diventa questo atto, scena seconda dell'atto quinto? Attenzione. Vogliamo dirlo o mostrarlo? Allora, una premessa e poi lo facciamo. Sì, la premessa sì. è dunque, brava siamo nel 1943, 44 più o meno. Otello è un malavitoso ricco, e sua moglie lo sa benissimo, lo conosce. No, non è una malavitosa, ma è Desdemona. Io sono la donna. E dunque il rapporto... Io me lo sto sposato il Esatto, questo cattivo esatto. È un uomo d'azione, non sta lì troppo a pensare. I dialoghi sono stati praticamente asfaltati, perché sono di una semplicità micidiale, asfaltati, e dunque diventerà qualcosa di molto... Cerchiamo di stare in quell'anno lì, nel 43-44, vediamo cosa succede, perché non ne ho idea. Io non so recitare, signori. Giorgia sì, è guarda, molto bello, non so. Posso dirti, Patrick, non porre limiti. Facciamo. Allora, io a questo punto metto la nostra copertina a tutto schermo, in modo che i nostri attori si preparino qualche istante, naturalmente. Io
Grazie Licia, io vedo che stai gettando dei sassi importanti, spunti per la prima rassegna cinematografica sul maxi schermo del Satiro. Ciao Sergio, benvenuto anche a te. E adesso questo Andrea ne parliamo dopo. Adesso basta, tolgo i commenti, scusate, vado a distrarre i nostri attori, mi tolgo invece io e lascio spazio a loro. Signori, dall'atto quinto dell'Otello, la scena seconda, riscritta e interpretata da Patrick Girard e Giorgia Osimati. Well, the reason, what reason? This is why. And yet, I will not shed her blood or scar her skin, but she must die. She must die. No more lies, no more excuses, no more smiles. I know to be fake. She has betrayed me. Betrayed others, and unless she stopped, she would go on and on without shame, without guilt. So, this is the reason. This is why I will take your life. Who's there? Is it you, Otello? Yes, Desdemona. And will you come to bed? Have you prayed tonight, Desdemona? Yes. Yes, I've said my prayers. Well, if there is anything, anything you should tell the Lord, tell it now. This is the moment to ask for his forgiveness, the moment to repent. I don't understand your words, my love. Why should I ask for forgiveness or repent? Because I don't want to kill you if your soul is not prepared and if your spirit is unready. To kill me? Have you said you want to kill me? Oh, yeah. Yes. Oh, God in heaven, Lord, have mercy of me. Amen. What's happened, my love? What's happened? I do not understand. You don't? No, but I know. I know what's in your eyes. I saw it before a fight, when all seemed lost and you have to find the strength, to find the resolve. But now it's me you're looking at, my love. It's me you're looking at. Looking, well. And what about your sins? But what sins? If love is a sin, then I sinned for you. Yeah. Well, this is why you're going to die. Die because my love for you is a sin. You are my husband and I am your wife. I do not understand why. Be quiet. Be still. But what happened? What is the cause of your anger? Your anger at me? The ring I gave you, you gave it to Michael. But never. Be careful. Be careful. You're on your deathbed now. I never gave the ring to anyone. How could I ever? How? How? Well, tell me. You must cease deceiving me, cease deceiving yourself. Nothing you can say will change your fate. My fate? But I am in darkness. I do not understand this.
This light in your eyes, it's fiery, hellish, and cold. I never gave the ring to anyone. Lies. Lies again. I saw the very ring. I saw it on his finger. I never gave the ring to anyone. Michael must have found it or stolen it. Bring him here. Make him confess. He has confessed. And what did he confess? He confessed what he had to confess. There's nothing more we say. Why? Because Iago shut his mouth forever. Is he dead? Michael has dead? Of course he is. Oh, my love, but can't you see he was betrayed, he was murdered, and this is the end of me. Let me live. Let me live tonight. Kill me. Kill me tomorrow. It is too late. One more prayer. Let me say one more prayer. It is too late. Eccoci. Signori, grazie. A voi. Grazie a voi. Grazie della performance, bravissima Desdemona, bravissimo Otello. Grazie della scrittura, molti spunti, molto interessante anche questo tipo di interpretazione di Desdemona, mi è piaciuto molto, Giorgia, davvero. Bello il taglio, Patrick. Sì. Interessante questa cosa, si collega adesso, guarda, c'è un commento molto appropriato di Andrea. Abbiamo messo in scena un fake Otello con Casa Shakespeare e elaboravamo anche questo, una riscrittura dell'Otello in cui c'era anche Sabrina e c'era tutto un ragionamento sulla innocenza o meno di Desdemona. Molto forte. Poi va bene, l'altra cosa che almeno io percepisco è che io mi sono sentito calato nell'atmosfera davvero in un attimo, quindi c'è stato anche questo molto forte. Io ci tengo naturalmente adesso a condividere, grazie per tutti quanti, c'è un grande Patrick della Sabrina che poi riporta un bravissimi ancora Andrea e addirittura interpretazioni troppo buona e regia indimenticabili e poi arriva Andrea. Ah sì, giusto. È vero. Grazie Davide, grazie Beatrice. Scusami, volevi ringraziare Davide, eccolo qua. Sì, grazie oggi basta, tutto qui. Beatrice, Massimo, grazie mille di essere stati con noi, grazie Marta che dice intensi e bravi, e ancora Claudio, bravi. Dall'altra stanza questo commento arriva. benissimo. Allora, direi molto bello che abbiate usato lo strumento streaming e lo strumento Io resto a casa Shakespeare fase 2 per
sperimentare, per provare a elaborare. Benissimo, grazie Patrick di esserti messo in gioco, ma io la considero un po' una necessità, no? Stiamo provando e quindi è giusto che mescoliamo un po' i linguaggi, proviamo anche a riscrivere, a ripensare. Devo dire che lo stesso Andrea De Manico nel primissimo intervento sul Pericle alla fine era una sua riscrittura, quindi avere queste risorse e non metterle in gioco sarebbe stato un po' nascondersi, e invece no, c'è tanta ricchezza in quello che stiamo facendo, in noi, e per fortuna c'è uno scambio, no? C'è uno scambio con qualcuno che ci segue. Grazie, ripeto, era il quinto appuntamento, domani andiamo avanti naturalmente con un altro. Patrick, non lo so, volevi concludere dicendo qualcosa? Io vi lascerei temporaneamente a chiudere un po', poi torno per annunciare poi la rivederci a domani con altri due interpreti, con un'altra riflessione. Cosa mi piace è che stiamo lavorando e ognuno proponendo qualcosa. Sarebbe stato molto più debole se ci fosse stata per esempio una mia proposta alla quale tutti quanti si adeguavano, invece c'è questa libertà, no, di mettersi al confronto, e vedo che alla fine ci sono quasi delle corregie, no, tra i due interpreti, perché poi ciascuno è a casa sua, ciascuno elabora un suo pensiero molto molto forte. Scusami. Volevo solamente dire una cosa, che la bellezza di quello che è stato il nostro dialogo, secondo me, parlandone sia con Patrick, sia pensandolo io personalmente, è stato proprio il voler arrivare un po' più vicine alle persone, nel senso, eravamo stufi entrambi di sentire lo Shakespeare del 1600, nel senso del 1500. Questo è uno Shakespeare che andava bene, secondo noi, a quell'epoca. Ora, invece, non avevamo bisogno del oh mio Dio, oh santo cielo, oh di qua, oh di là, cioè queste cose troppo impostate, troppo forti, non ci piacevano per quello che volevamo noi trasmettere al nostro pubblico. Infatti anche la scelta dell'inglese odierno, della pulizia a livello proprio di tutte quelle parole che poi, nel senso, se uno non studia l'inglese al liceo non le sa, capito? Quindi è stato proprio un voler spogliarci di tutte le impostazioni che potessimo avere prima ascoltando, e comunque Shakespeare, nulla da togliere a Shakespeare originale, però comunque volevamo arrivare un po' di più, un po' più vicini, un po' più semplici, un po' più buffi, perché io e Patrick penso siamo questo, perché non avendo mai provato, praticamente noi ci siamo inventati questa, lui si è inventato questa cosa, e niente, tutto qui, questi siamo noi e abbiamo voluto portare noi e non Otello e Desdemona. Patrick? Ok. No, io non pretendo. Prima, allora, uno, vorrei ringraziare bello il gatto, che è pieno di virus. Attenzione, metti la mascherina, se no mi arrestano. No, approfitto, dai, rapidamente. Volevo ringraziare Solimano, perché da quando lo conosco, cioè da 50 anni, lui ha sempre un'idea, cioè anche stavolta, porco cane, è riuscito, tra l'altro ha anticipato tutti con lo streaming, e mi ha coinvolto dentro anche lì, però io glielo riconosco, cioè qualcuno prima o poi dovrà, io non ho un giornale, dunque no, però bastano tutte queste mezze pippe che poi si prendono lì allora, quando ci sono persone che veramente fanno delle cose fantastiche. E io questo lo devo dire, che non è perché è mio amico da troppo tempo, ma insomma ormai si andrà avanti fino a 90 anni, però lui lo è veramente, e questa è una cosa. L'altra cosa su Shakespeare, è vero che io forse l'ho studiato troppo e mi hanno costretto all'università e ho dovuto, non so, imparare a memore tutto, perché era così all'epoca, si era seri, non si era adesso, si era nel secolo scorso, bisognava studiare.
Sì, yeah. No, volevo solo dire, Shakespeare è fantastico, però è ancora più fantastico fare come faceva lui, prendere lui, le sue idee, e poi ricostruire tutto, cioè si prende spunto e poi si fa. E non bisogna avere tanto rispetto, perché comunque neanche lui ce l'aveva e neanche lui, se fosse adesso esagero, lo vorrebbe, sì, perché sono d'accordo. è come uno che scrive un pezzo musicale, l'ho scritto io. Fai quello che vuoi, è tuo adesso, una volta che l'ho scritto ormai diventa tuo, bisogna cominciare un po' a... Beh, c'è già chi lo fa, però tutto qua. Bravo Suleiman, ma soprattutto brava Giorgia Rosimatti, che ancora una volta, grazie a questa pediatura rubata a Ava Gardner, perché questa è la pediatura di Ava Gardner e lo piccolo Manticore in Pandora, grandissimo film, che ha la stessa pediatura. Oddio, bravissimo. Basta, adesso overdose di tutto. Esatto, dai. Comunque posso condividere anch'io il piacere, io sposo entrambe le situazioni, il piacere di riprendere il testo originale di Shakespeare e vedere cosa mi può raccontare, ma anche il piacere, come dicevi te Patrick, di fare come faceva lui, prendere il suo testo e farlo diventare nostro. L'hai fatto tu, lo facciamo, l'abbiamo fatto adesso, mi stai facendo venire in mente un sacco di cose, l'avevamo già fatto assieme in Prima del Sangue, con una riscrittura. Che è finita, sei grande. C'è la seconda parte, vero? Lo farai tu. Esatto. Sì, adesso è lungo. Allora, no, ricordo, Prima del Sangue, stiamo parlando di 2016, 2015 anzi addirittura, con debutto al teatro che adesso non c'è più, il Teatro dell'Orologio di Roma, con una bellissima coppia di interpreti, Selene Gandine e Michele Cesari, ed era una riscrittura della prima parte del Macbeth, che era uno spettacolo completo. Poi Patrick ha lavorato anche sulla seconda ed è un sogno nel cassetto che abbiamo lì. Mi piace ricordare tutto, permettetemi di farlo, tutto il progetto che sta facendo Andrea De Manico sul fake Otello, sul fake, su quello che quest'anno doveva essere il fake Amleto e che invece non ci è stato tolto da questa emergenza, ma che naturalmente resta nel nostro cassetto anche quello. Sì, qualche volta sì, anche a massa idee, come si dice qui nel veronese, però ecco, l'importante è che queste idee vengono elaborate da un gruppo di persone, stiamo lavorando assieme. Io la forza la trovo in questa relazione continua che ho con voi e con tutti quelli che si sono entrati. Intanto Patrick si è emozionato ed è uscito è sparito. Esatto, intanto guarda, ne approfitto sperando che riesca a rientrare. C'è un bravo e brava di Paolo De Gazzini che poi scrive anche, guarda che bello questo, scritture e riscritture, fantastico, teatro che fa nascere teatro, ma anche testi che fanno nascere testi, musiche, arte, sono con voi. E poi qui il nostro Mauro Dal Fior. Mauro, ti saluto, intanto ecco che è tornato con noi anche Patrick. Desdemona è sempre stato un nome brutto, ma Giorgia è ben carina. Bravi, ciao Patrick. Mauro, basta. Bellissimo, bellissimo. Mauro. Allora, niente, diamo appuntamento a domani. Domani ci sono altri due interpreti, altre due testimonianze artistiche che si mescolano. Uno è un attore, Gabriele Barbetti, l'altra è una performer di teatro danza, coreografa, ed è Giulia Roversi. Si incontrano in un altro testo. Guardate, mi state facendo commuovere perché a libera scelta, ricordo, queste 10 coppie hanno scelto i loro testi e hanno scelto misura per misura, un testo che ho avuto il piacere di conoscere in scena a Londra ben 2 volte, Royal Shakespeare Company e Globe Theatre Company, stiamo parlando degli anni 2003-2004, che poi ho rappresentato in forma di musical con Sole d'Arte, e quindi sono curioso di vedere come loro andranno a raccontarci questo dialogo. Sesto appuntamento, sempre alle ore 19, sempre naturalmente sulla pagina di Facebook di Casa Shakespeare. Intanto c'è un Patrick, sei bravissimo, da Andrea Manganotto. Ciao Andrea e grazie. E oddio, chi è? Igino, no, Igino oggi ha perso la diretta
quindi se la vede in registrato, va bene. Un saluto anche immediatamente, bravissimi, bello, e qui dobbiamo chiederci, si riferisce a me, Patrick, o a te? Maurizio, ciao Maurizio, grazie. Questa bellissima davvero messa in scena. Lavoriamo con gli strumenti che abbiamo, siamo in relazione con noi, e siamo tutti alla fine, no, al di là di uno schermo, però insomma la tecnologia che ci permette di vederci, di parlarci, di scriverci è un bel aiuto. E basta, noi chiudiamo ricordando quello che c'è, che sta scorrendo sotto, la donazione PayPal.me/Casa Shakespeare è importante perché questo è il nostro lavoro. Noi di lavoro facciamo teatro. È un lavoro importante perché crea una società, o può creare, o aiutare a creare una società migliore. In questo momento i teatri sono chiusi, si prevede che i teatri siano l'ultima attività a riaprire a pieno ritmo. Abbiamo bisogno del vostro aiuto. Abbiamo bisogno che voi aiutiate noi a dare il nostro contributo alla società che abitiamo. E quindi in questo momento l'aiuto avviene da piccole gocce che sono le donazioni, che continuano. Abbiamo già fatto un ringraziamento qualche settimana fa, alla fine di questo percorso dei 10 incontri ne faremo un altro, però non mancate di farlo perché in questo momento ne abbiamo bisogno. Grazie Patrick. Grazie a tutti. Grazie Giorgia. Grazie a voi, grazie mille. E allora, ancora una volta, appuntamento a domani. Io resto a casa. Shakespeare.